Cristina Pittini, uno dei più grandi prospetti a livello nazionale dello sci di fondo, l'anno scorso, prima stagione nella categoria aspiranti, quindi fra le giovani, è andata benissimo Cristina. Sì, sono veramente contenta, soddisfatta, non me l'aspettavo, però è andata bene. Quest'anno invece che cosa ti attendi? La conferma o qualcosa in più anche? No, intanto la conferma sarebbe già un gran bel risultato perché entrano a far parte della categoria quelle del 99 che sono atlete molto forti e quindi sarà dura. Senti, quanto è importante essere già entrata in un gruppo sportivo militare, le Fiamme Gialle? Molto importante, ti dà un aiuto e poi ti dà un aiuto finanziario e poi anche... Poi anche immagino insomma, che sia importante anche confrontarti con atlete magari più forti, e ti sei già allenata con altre atlete? No, quest'anno non ho potuto perché facendo parte della squadra nazionale non avevo tempo e quindi ho dovuto non andare ai raduni con la finanza, con le Fiamme Gialle. Il tuo obiettivo è diventare una fondista di professione? Sì. È un sogno. Beh, però insomma in famiglia diciamo che esponenti che facciano bene ne hai, no? Alessandro è tuo cugino. Senti, la preparazione in estate è andato tutto bene come prospettive? Quindi quest'anno gli obiettivi principali quali sono? Perché sarai fra l'altro secondo anno aspiranti, quindi potresti veramente vincere tutto, penso che non c'è più nemmeno Anna Comarella, no? È vero, sì. Vincere la Coppa Italia e poi magari riuscire a qualificarmi per i mondiali junior. Ce la fai di sicuro? No, non è detto.